Andate un po', iniziate un po'. Per la manifestazione Imparando Veleggiando siamo in piazza della Calasetta, in mezzo a questo bel musicante, con Circolo Nautico Ilva. Centro? Circolo Nautico Ilva. Circolo Nautico Ilva, che hanno pulito i fondali e le spiagge in questa occasione qui. Cosa avete trovato? Guarda, tantissima roba, plastica, bottiglie, in generale comunque roba inquinante, ecco, tanta roba soprattutto sulla zona a ponente. Noi questa manifestazione la facciamo da circa 15 anni, e quasi siamo sempre qua. Inizialmente abbiamo iniziato sulla parte del ponente e ora a circa 15 anni la facciamo qua. Ecco, scusa, parliamo con il nostro amico Ubaldo che si sta rifocillando. La difficoltà di fare queste pulizie? Ma non nessuna difficoltà, bisogna andare solo con le bombole e andare nel fondale a raccogliere la plastica, sacchetti di plastica dovunque. C'è pieno di sacchetti. Plastica ovunque. Purtroppo qui la gente butta tutto. La gente è maleducata. Ecco, siamo col Massimo. Massimo. Scusa se ti sto davanti. Dice alla telecamera se vuoi dire i vostri siti, i vostri numeri, se qualcuno vi vuole contattare. Noi siamo il Circolo Nautico Ilva di Pra, questa manifestazione la organizziamo da 25 anni sempre qua a Pegli, e il nostro circolo organizza
uscite in mare per i bambini, scuola di vela, scuola di sub, scuola di nuoto. Su internet, sulla voce trovano tutto, orari, telefoni e tutto. Allora io direi che ringraziamo questi signori che fanno un lavoro ottimo, e a questo punto per Imparando Veleggiando, da Carlo Barbiero, Piazza Calasetta, ciao, alle prossime! Siamo con la nostra madrina Anna Maria Campello, quindi ambasciatrice di Genova nel mondo, vicepresidente dei Liguri nel mondo, è con noi ed è la nostra madrina di Veleggiando, che ovviamente è partito tutto da una sua idea e ovviamente avremo anche tanti altri Veleggiando. Ti lascio la parola così ci racconti dell'ispirazione per il tuo Veleggiando. Sì, tanto grazie per la tua collaborazione, sei fantastica e non voglio aggiungere altro perché guarda, non potete immaginare quante idee, è una cosa incredibile questa ragazza, felicissima di avere da anni che collaboriamo insieme, grazie. Niente, Veleggiando è nata così per una scuola, la Contubernio d'Albertis, 160 anni, e quindi ho pensato di collegare questa celebrazione insieme a Oceans Race, che per la prima volta ha toccato il Mediterraneo e l'Italia e ha scelto Genova per la gran finale, e quindi da lì è nato Veleggiando su Genova, traendo spunto da miei libri dedicati a Genova, poesie eccetera eccetera, itinerari storici. Grazie a Cristina per la collaborazione e per tutto. Grazie Anna, e quindi continuiamo Veleggiando. Con noi il nostro TikToker, il TikToker del nostro evento Imparando Veleggiando. William, ti facciamo fare il saluto, diciamo, e dare i tuoi riferimenti su TikTok, perché ovviamente su TikTok troverete anche tutti i contenuti relativi a questa bellissima avventura che abbiamo vissuto oggi. Ti faccio lasciare i tuoi riferimenti, se vuoi dire qualcosa anche di quello che è successo oggi. Va bene, è stata una giornata molto interessante, mi è piaciuta, comunque anche vedere un po' personaggi del mondo dello sport, appunto, come Nicolò, il campione, e diciamo è stata una bella giornata. E niente, mi trovate su TikTok come William attaccato P06, YouTube William06, poi ho 2 profili Instagram, il primo che è William_152 e il secondo profilo è il Pesce Priv, dove pubblico appunto contenuti che creo anche su TikTok. Il Pesce Priv è proprio simpaticissimo, esatto. Quindi ve lo consigliamo, rimanete con noi e con William anche quindi sui social, che pubblicherò appunto anche contenuti relativi a questo evento di questa giornata. Grazie. Imparando Veleggiando.
amici, in occasione della Rota del Corallo, questa bellissima manifestazione Oceanare, siamo nella piscina del Mediterraneo a Pegli con l'amica Carolina, animatrice. Animatrice di che? Animatrice, allora, io faccio parte della parte sportiva da quest'anno dei bagni appunto Mediterranei in collaborazione con Nicale, il nostro ristorante di questa bellissima location, e animiamo bambini, adulti, anche le persone di una certa età. Quest'anno abbiamo provato questa sfida a smentire un po' il nostro ruolo di liguri, sai, l'accoglienza ligure, tranquilli. Se vieni mi fai un favore, se non vieni me ne fai due. Bravissimo, esatto. Allora abbiamo detto diamo un po' una botta di vita e cerchiamo di avvicinarci per quanto possiamo alle attività, alle animazioni delle altre riviere del nostro bellissimo mare italiano. Quindi abbiamo pensato di animare con dei centri estivi sportivi i bambini, portandoli in canoa, con il beach volley, e in più tutte le attività di acqua gym, piscina, yoga in spiaggia, e tutto condito da serate a tema, ristorante con il nostro Nical che ci sta sempre a cuore e ci servisce, riverisce. Che ci sta controllando. Esatto, ci controlla, salutiamo Marcello e tutto il suo staff che sono sempre gentilissimi. Insomma, siamo in un paradiso e vogliamo sfruttarlo al meglio e permettere agli utenti di stare al meglio possibile. Ecco, per contattarti, perché sicuramente dopo questa bellissima intervista ti vorranno contattare tutti, dove ti possono trovare? Allora, siamo molto social, quindi sui nostri canali social, su Studio Div Top di Genova Pegli o Carolina Traverso, Instagram, Facebook, mi trovate ovunque. Allora, Carolina Traverso è qui davanti, potete assolutamente contattarla perché oltre che essere una bravissima animatrice, bravissima sportiva e una bravissima ragazza, lo possiamo dire. Ti ringrazio, ciao, grazie a te. Ciao, Grazie, ciao. Dopo la nostra amica Carolina, animatrice e sportiva, siamo con la consigliera Anna, sempre nella bellissima location dei Mediterranei, dove c'è questa bellissima piscina che mi ci butterei dentro, scusate il piccolo prologo. Consigliera in che senso? Consigliera perché questo Che dai buoni posto consigli? anche perché questo posto è una cooperativa e quindi c'è un consiglio di amministrazione in cui ci sono 7 persone che cercano di gestire, anzi gestiscono al meglio questo posto che comprende la piscina, la spiaggia, le terrazze, insomma un posto di svago per i pegliesi, soci della nostra cooperativa, che quindi hanno il piacere di venire quasi tutti i giorni per tutta l'estate, godersi l'estate quindi da giugno a settembre, ma anche per i pegliesi che non sono soci, che possono entrare nella nostra cooperativa e godersi i nostri servizi. Ecco, velocissimamente poi ci salutiamo. Le difficoltà per gestire una cosa del genere? Le difficoltà sono molteplici perché è un posto molto grande e quindi ci sono le difficoltà economiche di tutta la burocrazia. Per mettere la boa ci vuole un tecnico che faccia un progetto e quindi quindi difficoltà burocratiche nel mettere cabine, nel chiedere permessi che magari servono 6 mesi di anticipo, e quindi bisogna progettare, gestire la burocrazia e poi gestire tutto l'aspetto ovviamente economico per star dentro e alla gestione, ai costi. Allora io ti ringrazio. Grazie siete Anna. sempre i benvenuti. Grazie altrettanto, grazie. Grazie. Arrivederci. Siamo sempre a bordo piscina della bellissima location di Pegli Mediterranei, siamo col presidente, il signor Ferrando, a cui vorrei fare delle domande un po' diverse da quello che ho fatto al consigliere. Al consigliere ho parlato delle difficoltà per gestire un po' di stabilimento così grande. A lei le dico le cose belle che sono nella gestione di questo bellissimo stabilimento. Allora, le cose belle
tanto è l'enorme numero di bambini e di ragazzini che frequentano la struttura. Mai come quest'anno abbiamo avuto un'affluenza di ragazzi che facciamo anche fatica di gestire, perché comunque sono incontenibili, e quindi già questo per noi è un motivo di soddisfazione. Poi di bello abbiamo un ristorante e un bar che comunque sono all'altezza. Il Nottissimo Nicale, che comunque ha una qualità di cibo e una qualità nel servizio che sinceramente è difficile trovare in una struttura ricettiva come la nostra. I soci che comunque sono il fulcro della struttura, sono il motore della struttura, e io come presidente, ma tutto anche il resto dei componenti del consiglio direttivo, abbiamo il piacere di amministrare. Noi ci adeguiamo ovviamente alle necessità della struttura, alle necessità dei ragazzi, dei meno giovani e quant'altro, ma per noi è veramente un piacere, perché comunque nei nostri confronti c'è molta aspettativa e noi cerchiamo di fare il massimo per dare facilità nell'accedere alla struttura per chiunque. Ecco, allora praticamente tutto bello, cose meno belle non ce n'è. Cose meno belle qualcosa c'è. Noi abbiamo, senza dirlo magari. Senza dirlo, abbiamo delle sofferenze diciamo dal punto di vista di canoni, che non si può dire a chi. No, assolutamente. Noi non lo diciamo, che però comunque facciamo fede ai nostri impegni che abbiamo e tutto il resto. Il discorso è che noi andremo in scadenza nel 2029 con la concessione, e la Bolkestein non sappiamo se ci rientriamo o meno. È una spada di Damocle. È una spada di Damocle, ma è ancora una cosa sconosciuta, e quindi non sappiamo cosa ne verrà fuori. Abbiamo il vantaggio da quel lato lì che prima che noi siamo investiti dalla Bolkestein avremo già modo di vedere nel passato chi ci è caduto dentro cosa ne verrà fuori. Presidente, la ringrazio, buon lavoro e buon proseguimento. Buona giornata a voi e buon lavoro. Grazie. Arrivederci.